Una buona serata al pubblico di TV7 Match, benvenuti nei nostri studi. Questa sera, l'avevamo preannunciato la settimana scorsa, parleremo della questione delle banche popolari venete. Vi presento gli ospiti che abbiamo in studio. Inizio alla mia sinistra, abbiamo Giampaolo Pinton, è autore di un libro fresco di stampa che si intitola Il massacro delle popolari venete. Buonasera Pinton. Buonasera. E grazie di essere qua nei nostri studi. Al suo fianco Fulvio Cavallari, avvocato dell'Adusbef. Buonasera Cavallari, grazie di essere qua anche lei. Luigi Ugone è il presidente dell'associazione Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza. Buonasera Ugone, grazie anche a lei. Buonasera al nostro editore Ermanno Casem, buonasera Ermanno. Al suo fianco Rodolfo Bettiol, l'avvocato Rodolfo Bettiol che segue l'associazione Ezzelino Tredaonara. Buonasera avvocato, grazie anche a lei. Al suo fianco abbiamo un altro avvocato, Matteo Moschini del Movimento Difesa Cittadino. Buonasera anche a lei avvocato Moschini e grazie di essere qua. Allora dicevo, ci occupiamo delle banche popolari venete, però come di consueto abbiamo in apertura di trasmissione le nostre ricorrenze storiche che andremo adesso a conoscere, e ricordo che questa settimana abbiamo anche lanciato ben 3 indagini d'opinione sulle nostre pagine Facebook. Allora, settimana scorsa abbiamo parlato del decreto Lorenzin, quindi del decreto sulle vaccinazioni, e una delle domande che abbiamo fatto è proprio questa: sei favorevole ai vaccini obbligatori? Questo è il risultato che diciamo i nostri amici Facebook hanno espresso: 47,4% sì, 52,6% no, 62 chiedo scusa. No, è 52, la regina mi dava 62, ma è 52,6% no. Vediamo anche gli altri 2 quesiti che abbiamo messo in rete. Allora, questo invece è riguardante le banche popolari venete. Abbiamo chiesto: affideresti i tuoi risparmi alle popolari venete? E le risposte la vedete. Allora, 14,3% sì, l'85,7% no. L'ultimo quesito invece riguarda Zonin, dunque l'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, che dice: non sapevo nulla di quello che accadeva e di quello che è accaduto. Chiediamo, è credibile questa sua posizione? Come vedete i risultati fino adesso sono 75% no e 25% sì. Ricordo che potete partecipare, potete continuare a votare, i sondaggi resteranno online in diretta fino alle 22:45, lo potete fare sulle nostre pagine Facebook, innanzitutto sulla pagina Facebook di iReport, del gruppo TV7 e della pagina di TV7 Match. Ma andiamo veloci, perché questa sera, come sempre del resto, abbiamo tante cose da dire, abbiamo anche tanti ospiti in studio. Iniziamo allora col nostro appuntamento, chiamiamolo così, con la storia. Memorandum. Storia e memoria. 6 giugno 1861. Muore a Torino Camillo Benso, conte di Cavour, protagonista del Risorgimento, fu il primo presidente del Consiglio del Regno d'Italia. 7 giugno 1929. Vengono ratificati i patti lateranensi. Nasce così lo Stato Città del Vaticano. 6 giugno 1944. Scatta all'alba lo sbarco in Normandia. È il D-Day, una delle più importanti azioni militari della Seconda Guerra Mondiale. 5 giugno 1967. Con un attacco a sorpresa, Israele dà il via alla guerra dei 6 giorni. L'aviazione israeliana annienta le forze aeree di Egitto e Siria.
Ecco, allora 3 avvenimenti significativi, lontani nel tempo, che hanno segnato la nostra storia, non solo quella italiana ma anche in alcuni casi quella internazionale. Partiamo da Camillo Benso conte di Cavour, muore il 6 giugno 1861, muore a Torino. Sentiamo una breve presentazione, un breve ricordo e dopo ne parliamo un attimo in studio. 6 giugno 1861. Muore a Torino Camillo Benso conte di Cavour, massimo protagonista del Risorgimento italiano. Il nucleo centrale del suo pensiero politico consiste in una salda concezione liberale da contrapporre alle teorie socialiste che cominciano a circolare nell'Europa del suo tempo. Il suo capolavoro politico rimane il convegno di Plombières, dove stringe accordi segreti con l'imperatore francese Napoleone III e getta le basi di un'alleanza con la Francia che si rivelerà in seguito di importanza fondamentale per la costruzione dello Stato unitario. L'obiettivo di Cavour è quello di creare un forte Stato nel settentrione dell'Italia sotto la corona dei Savoia, con l'annessione della Lombardia e del Veneto. Ecco, questo brevemente un pochino quello che ha rappresentato, quello che è stato Cavour in quegli anni, una delle figure più importanti del Risorgimento italiano, ma c'è un punto interrogativo, un po' anche questo che abbiamo voluto ricordare, diciamo, la morte di Camillo Benso conte di Cavour. Nel tempo si è anche iniziato a porre dei punti interrogativi sulla sua morte, su di che cosa sia morto effettivamente e se non sia stato ucciso. Professor Casa, inizio da lei. Sì, c'è un sospetto che sia stato assassinato, è stato ucciso dai suoi stessi medici. L'ambasciatore inglese che accorre al capezzale di Camillo Benso conte di Cavour appena morto, si accorge che sul tavolo ha 4 mozziconi di candela e quindi presume che abbia lavorato tutta la notte, allora non c'erano le lampadine, e comunque i medici gli hanno già praticato 6 salassi e gli hanno dato da bere un estratto di lauro che è altamente tossico, e quindi la somma di tutte queste cure certamente non ha agevolato la sopravvivenza di Cavour, ma ha agevolato la sua dipartita. In merito all'abilità di Cavour nell'Unità d'Italia, io credo che sicuramente ha grandi meriti, però non quelli che sono stati letti prima, perché l'accordo di Plombières era tutto meno che quell'Italia che poi è stata fatta, perché l'accordo di Plombières finiva praticamente a Toscana, Lazio, Marche, e dopodiché l'Italia era finita. Centro Italia restava comunque al Papa e il Sud Italia sarebbe andato a finire nelle mani del cugino di Napoleone III, una volta defenestrati i borbonici. E quindi in questa guerra, all'interno dell'Unità d'Italia, viene fuori Garibaldi con la spedizione dei 1000, che viene vessata dallo stesso Cavour, perché al momento dell'imbarco a Quarto vengono tolte tutte le armi ai garibaldini, con la promessa che adesso arriverebbero i nuovi fucili Chassepot che avrebbero potuto sicuramente agevolare un attacco, e non arriveranno mai. Garibaldi tenta di andarsene perché ha capito che è un bidone, ma ci sono gli esponenti inglesi della massoneria di Liverpool che confermano, dice no, tu devi andare perché è tutto pianificato. Difatti quando arriva trova la cannoniera inglese che sbarra la strada alle 2 cannoniere del Regno delle 2 Sicilie, il comandante di una delle 2 cannoniere è inglese, quindi è l'ammiraglio Acht, che tratta con la cannoniera inglese che era in porto attraccata in modo tale, e lascia il tempo ai garibaldini di smontare, ma poi alla fine sono 1065 disarmati,
in realtà là c'è un 3.500 inglesi e ungheresi, truppe scelte, che inizieranno poi l'avanzata, e l'avanzata fu molto diversa, perché più che a colpi di fucile fu fatta a colpi di carta moneta, di soldi, insomma. Si comprarono i generali del Regno delle Due Sicilie. Quinton vuole aggiungere qualcosa? C'è qualcuno che vuole... Se io ringrazio il professore per la lezione di storia che ci dà, e vedo, se mi permette la nota, una similitudine tra i dottori che cercano di salvare Cavour con del veleno e togliendogli il sangue, e tutti quei professori che sono arrivati all'interno delle banche venete negli ultimi periodi e hanno fatto la stessa identica cosa con le banche, con la pretesa di salvarle, e invece le hanno ridotte al lastrico, se non lastrico al baratro, perché in questi giorni stiamo parlando di quello, dall'idea illuminata della SPA, che si è poi scoperto essere una beffa, una burla e una trappola, no? Fino a tutti i fantomatici aumenti di capitale che hanno fatto. Quindi insomma ci sono queste similitudini che sono agghiaccianti. Sì, ma 2 giorni prima della morte di Cavour era stato attaccato da Garibaldi in Parlamento, era stato anche minacciato, e quindi chiaramente Cavour aveva perso tutto il suo appeal a quell'epoca, e la strada era ormai segnata, quindi speriamo che non sia così anche per le banche. Sì, sa cosa? Forse l'unica scusa che hanno i dottori di Cavour è che all'epoca, con l'ignoranza che c'era a livello di medicina, diciamo, ci si può anche credere nella buona volontà. Io, per quanto riguarda invece i dirigenti di queste banche oggi, tolgo anche la buona volontà, perché si ricorda, e vi ricordate tutti, quando è arrivato Iorio a trombe spianate dicendo che sarebbe bastato 1,5 miliardi per salvare la Popolare di Vicenza e avrebbe fatto una delle banche più ricapitalizzate d'Italia, no? Bastava votare la SPA. Beh, 1,5 miliardi se n'è andato, se ne sono andati dietro altri 5 miliardi, la banca è messo peggio di prima, e la SPA ha ridotto i risparmiatori che contavano qualcosa e i lavoratori che contavano qualcosa in assemblea a non contare più niente. Certo, prego Pinton. Se posso aggiungere, drammatico. Ritornando sulle banche, perché Cavour piacerebbe colloquiare, ma preferisco rimanere sul tema. Quello che valeva 6 miliardi vale 500 milioni, la Banca Popolare di Vicenza, quindi è allucinante la situazione che c'è, perché dico 500 milioni è una cifra alla portata di chiunque, la mia no. Si parla degli investitori evidentemente finanziari e industriali, ma il problema sono i posti di lavoro. Certo, poi ci sono anche quelli, ma arriveremo a parlare, capisco che scalpitiate per affrontare la questione delle banche, però adesso andiamo a parlare invece Scusa, Garibaldi fece saltare una banca allo sbarco in Sicilia, arrivarono al Banco di Sicilia e lo sequestrarono e fecero saltare il Banco di Sicilia. Poi andiamo avanti, c'è lo scandalo della Banca di Roma. Banco di Napoli dopo. Sì, ecco, Banco di Napoli, ma poi arriviamo a Giolitti e tutto il resto. Si prendono proprio i soldi e il tesoro. È la storia d'Italia. Arrivasse oggi a Vicenza, Garibaldi troverebbe gran poco. Il problema è che Cavour ha fatto male a morire, questo è, perché era una delle poche menti politiche di un certo livello in Italia, perché dopo il livello è sempre stato basso. Forse per questo non hanno ucciso allora, effettivamente non è questo non hanno ucciso, che era uno che magari poteva fare qualcosa di dava fastidio. Il problema era fatta l'Italia, bisognava fare gli italiani, ora se c'era la capacità politica si poteva fare le cose per bene, è stato fatto tutto male poi, perché certo. Beh, adesso andiamo su un'altra ricorrenza dove le banche, da un paese diviso a un centralismo napoleonico, che è un assurdo. Andiamo sull'altra ricorrenza, quella della nascita dello Stato della Città del Vaticano, e anche qui avremo modo poi di parlare anche di banche, anche qui immagino. Vediamo.
7 giugno 1929, Città del Vaticano diventa uno Stato sovrano. Vengono infatti ratificati i patti lateranensi, siglati l'11 febbraio 1929 nel Palazzo di San Giovanni in Laterano dal cardinale segretario di Stato Pietro Gasparri per conto della Santa Sede e Benito Mussolini come primo ministro italiano. Il trattato riconosce l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede e fonda lo Stato della Città del Vaticano. Il giorno dopo, l'8 giugno, entrano in vigore le 6 leggi principali del nuovo Stato, promulgate dal Papa Pio XI, tra cui la legge fondamentale, che all'articolo 1 prevede che il Sommo Pontefice sia sovrano dello Stato della Città del Vaticano. Ecco, allora nasce nel 1929 lo Stato Città del Vaticano, che ha una sua banca, lo IOR, insomma, che è stata al centro di non poche vicissitudini in questi anni, professor Bettiol. Sì, ma in realtà lo Stato della Chiesa esisteva fino al 1870, non dimentichiamo, quindi si tratta di una ricostituzione in micro di quello che era lo Stato della Chiesa, quindi non deve sorprendere, perché l'indipendenza statuale era considerata dalla Chiesa anche garanzia della propria indipendenza, cioè, poi cosa abbastanza controversa, perché in realtà comportava il fatto che l'azione politica era limitata dall'universalità poi della religione, quindi si poteva fare alcune cose, poi non si potevano fare. Per esempio nel 1848 partono le truppe papaline per la guerra con l'Austria, dopodiché si ritirano perché c'è la minaccia dello scisma e via dicendo. Poi quanto alla finanza più recente, sono fatti di cronaca che nessuno è santo in realtà quando tocca il denaro. Anche nello IOR penso tra l'altro che ci siano state delle vicissitudini molto interessanti proprio dal punto di vista, diciamo, della, tra virgolette, criminalità di stampo bancario, perlomeno a quanto ne so, anche lì ci sono state appunto vicissitudini di un certo rilievo. Tra l'altro credo che siano delle banche con una capitalizzazione molto rilevante, penso che lo IOR sia veramente una grossa banca, quota appunto ad attivi, masse di capitale gestito, penso che anche lì, se ci andassimo a vedere dentro ne verrebbe fuori di ogni colore. Fino a Marcinkus. Fino a Marcinkus, sì, il cardinale. Cavallari. Destinato fondamentalmente a raccogliere fondi per le opere religiose, poi in realtà si è visto che non aveva una disciplina così ferrea in materia di normativa bancaria, non che la nostra sia migliore. Però diciamo che questa elasticità ha consentito delle operazioni, così sono venute fuori dalla cronaca, di triangolazione molto particolari, dalle quali uscivano e entravano misteriosi flussi di denaro di non si sa bene che genere di provenienza. Difatti hanno un grossissimo problema anche di antiriciclaggio che hanno dovuto affrontare da non molto. Poi sulla nascita della Città del Vaticano si sa, insomma il 29 ha semplicemente ratificato quella che doveva essere poi la conclusione della guerra che veniva su dal 1848 in poi. Hanno cercato prima con la legge delle guarentigie, poi dopo successivamente con questi patti lateranensi, di riconoscere quella che era l'esigenza di sovranità dello Stato Vaticano, che era uno dei punti fondamentali dei patti lateranensi. Resto, insomma, sì, stasera dalle coincidenze tornano sempre al destino. Se lei mi permette questo piccolo accenno alla storia odierna, no? Lo IOR è la Banca del Vaticano per diciamo, investire sulle opere della Città del Vaticano. Noi abbiamo una scuola a Vicenza che è gestita da un prete, Don Paolo, una scuola privata di ordine ecclesiastico, no? Non ricordo adesso che ordine, che si chiama Cardinal Baronio. Quella scuola non è stata finanziata dallo IOR ma dalla Popolare di Vicenza, ha preso 11 milioni e mezzo di euro, non li ha mai restituiti. Anche questo è curioso perché i preti molto bravi a gestire tutti quanti, però in questo caso fatalità,
una vena che accompagna, diciamo, le ricorrenze di questa settimana. Come... Ci sono 11 milioni di NPL che non sappiamo fino hanno fatto dentro la scuola Cardinale Barogno, che è una scuola privata, tra l'altro per persone che stanno molto bene perché possono permettersi la retta. E ancora per i telespettatori che non sono esperti di gli NPL sono i non performing loans, cioè sono quei crediti che la banca non può più richiedere indietro perché poco garantiti, insomma, no? Che è il pane di cui io non mi occupo. Quindi si dicono anche crediti deteriorati. Deteriorati, sì. Io sono un azionista come tanti, quindi non sono un professore o un grande avvocato, però ho dovuto studiarmeli perché purtroppo con la vicenda che ci ha colpito siamo dovuti andare a fondo a molte vicende. Questa è una di quelle che lascia ancora dei punti di domanda grandi come una casa, no? E che non riusciamo a capire perché nessuno vada fino in fondo a chiedere perché, per cosa, per come. Certo. Questi soldi dei risparmiatori siano così scritti in un libro mai più ritornati, insomma. Questo caso, scusi un attimo. L'importanza dei patti lateranensi è che da un punto di vista internazionale lo Stato del Vaticano, non essendo proprietario di terra, non poteva essere riconosciuto da nessuno Stato. Ci fu solo uno Stato nel 1914, alla vigilia della prima guerra mondiale, che riconobbe lo Stato Vaticano, ed era lo Stato serbo. Peraltro lo Stato serbo non è, diciamo, cattolico, e quindi fu una specie di screzio nei confronti dell'impero asburgico, e si presume che poi lo stesso imperatore lo disse a Pacelli che fu uno dei motivi di attrito per lo scoppio della prima guerra mondiale. Chi mise insieme i patti lateranensi e il cosiddetto concordato, che in Italia si chiama patti lateranensi, fu Pacelli. Fu l'incarico più importante, e poi girò tutta Europa e tutto il mondo per fare consolidare e riconoscere il nuovo Stato dopo i patti lateranensi, perché con i patti lateranensi si era formato di nuovo lo Stato di diritto Vaticano, che aveva una piccola area ma comunque esisteva un territorio. Certo. Pinton, voleva aggiungere qualcosa anche lei? No, volevo ritornare sull'argomento che ha fatto Ugone, nel senso che il problema di capire le sigle, cioè il linguaggio dei banchieri, è veramente uno dei tanti disegni di non comunicazione che i nostri amici di Montebelluna e di Vicenza, a mio parere, hanno fatto. Infatti nel mio piccolo, la prima cosa che ho fatto in questo libro è il glossario, perché si capisca, dei banchieri, incomprensibile ai piccoli risparmiatori. Perché se lei prende i bilanci di queste due banche e legge i titoli, anche uno che conosce un po' di inglese come me, come sicuramente qualche altra persona qui dentro, non riesce a capire. Comunque, certo. Quindi lei è un linguaggio tecnico che chiaramente mette non... un documento a disposizione del pubblico senza avere il codice, il linguaggio, la decodifica del linguaggio, è come non mettesse nessun documento. Certo. E su questo è uno dei punti sui quali bisognerebbe richiamare l'attenzione. Certo. Perché se io voglio essere trasparente con te, ti do tutti gli strumenti perché tu mi capisca fino in fondo. Certo, certo. Allora andiamo avanti con le nostre ricorrenze, adesso veniamo alla seconda guerra mondiale, al D-Day, lo sbarco in Normandia. Eccolo qua. 6 giugno 1944. All'alba inizia una delle più importanti e decisive azioni militari della Seconda Guerra Mondiale, lo sbarco sulle coste della Normandia delle truppe alleate al comando del generale Eisenhower. È il D-Day. L'operazione continua nelle settimane successive fino al 26 agosto con l'impiego di 5 divisioni via mare e 3 via aria, sostenute da uno straordinario dispiegamento di mezzi militari, navi da guerra, aerei da trasporto. Le perdite da parte degli alleati sono enormi. Solo sulla spiaggia di Omaha la prima divisione di fanteria statunitense perde 4.000 uomini. Lo sbarco tuttavia è un successo e costringe i tedeschi a un graduale ripiegamento. Ecco, le vittime poi alla fine dell'operazione, chiamiamola così, saranno decine e decine di migliaia, professor Casa. Si presume siano stati 200.000 da parte dei tedeschi, altri 200.000 circa da parte degli alleati e 50.000 civili determinati dal bombardamento che gli alleati fecero sulla costa e su tutti i paesi francesi.
Questo creò un grosso problema di rapporti all'interno del comando, perché De Gaulle fece un grande strappo con i francesi e condusse, diciamo, questa fase della guerra, anche se aveva poca forza e poca possibilità di imporsi, in maniera tale che poi lui arrivò a Parigi prima degli alleati, e mentre gli alleati entrando in Parigi volevano dichiarare che l'occupazione della Francia, De Gaulle proclamò la liberazione della Francia, e quindi si chiamò lui come autore di questa liberazione, e quindi, perché in realtà, questo si conosce poco, la Francia era considerata dagli alleati un paese nemico, perché si era alleato in buona parte con i nazisti, e quindi De Gaulle era un fuoriuscito che manteneva un certo tipo di rapporto positivo all'interno della guerra, e quindi creava tutta una serie di task force all'interno, di partigiani all'interno del paese, ma certamente non aveva né i contributi né le capacità di poter esprimere un aiuto reale, e quindi è sempre stato tenuto emarginato, e questo strappo poi si riprodurrà negli anni successivi in Indocina, eccetera, dove gli americani ancora una volta occuparono e aiutarono gli indocinesi contro i francesi, ma questa è un'altra storia. C'è stata la collaborazione di Pétain, no? Il famoso maresciallo Pétain, che era collaborazionista dei nazisti. Fece il governo di Vichy, e quindi era un governo francese a tutti gli effetti, ma i francesi si adattarono a questa invasione, e quindi ci fu un alto livello di collaborazionismo con i tedeschi. D'altra parte non credo neanche realisticamente ci fossero delle possibilità alternative da parte dei francesi di opporsi a un'invasione così illimitata della Francia. Sarebbe stata molto più dispendiosa in termini di vite. Sì, sicuramente hanno accettato questa invasione e hanno fatto il voltafaccia. No, era un rapporto non del tutto squilibrato, perché la Francia di Vichy manteneva il dominio sulle colonie, ed era vista nell'ottica dei tedeschi come futuro collaboratore, cioè non era come la Polonia, per dire, o la Russia, terre di conquista e di distruzione anche della popolazione, era vista come un possibile alleato nel futuro. Sì. Certo, andiamo avanti. E qui ci furono 50.000 morti. Da bombardamenti, naturalmente, e De Gaulle fece lo strappo. Certo. Andiamo avanti perché il tempo scappa via. Adesso abbiamo la guerra dei 6 giorni, il 5 giugno 1967. Vediamo. 5 giugno 1967. Nelle prime ore della mattina l'aviazione israeliana lancia un attacco a sorpresa contro le forze aeree dell'Egitto e della Siria, annientandole quasi completamente a terra. Inizia così la guerra dei 6 giorni, che vede lo Stato di Israele contrapposto a Egitto, Giordania e Siria. Al termine del conflitto, Israele aveva conquistato la penisola del Sinai e la striscia di Gaza all'Egitto, la Cisgiordania e Gerusalemme Est alla Giordania e le alture del Golan alla Siria. L'esito della guerra, la condizione giuridica dei territori occupati e il problema dei rifugiati influenzano pesantemente ancora oggi la situazione geopolitica del Medio Oriente. Avvocato Bettiol, allora, effettivamente è una guerra che forse non è mai finita e che continua ancora oggi a... Sì, quella fu una iattura, perché creò in cancrenile tutta la questione palestinese, bene o male, insomma c'è poco da fare, il diritto di Israele a esistere, ma esistono anche i palestinesi, e quindi crea una situazione che tuttora perdura di conflittualità. Forse si dice che i riguai del Medio Oriente nascono proprio da quella situazione lì, quindi pare che le cose siano difficili da sistemare, anche perché lo Stato di Israele ha cambiato, diciamo così, un po' struttura da Stato laico, è sempre più influenzato da movimenti
religiosi, i quali pensano alla grande Israele e via dicendo, quindi naturalmente per carità anche c'è stato anche da parte palestinese, della dirigenza palestinese, degli irrigidimenti, si è lasciato sfuggire occasioni di pace e via dicendo. Comunque è una brutta storia, per cui non c'è nulla da applaudire. Certo che no. Pintone, vuole aggiungere qualcosa a questa guerra lampo? Condivido l'approccio però... storico, perché anche recentemente abbiamo visto i tentativi di pace fatti sia dall'Egitto, fatti dall'America, eccetera. Adesso c'è un inasprimento perché Trump vorrebbe trasferire la capitale, e certo questo non è un bel gesto nei confronti degli israeliani, anche se tutti sappiamo che i maggiori finanziatori e i maggiori imprenditori mondiali appartengono allo Stato di Israele, anche se non sono praticanti o se non sono ortodossi, eccetera, ma la finanza mondiale è controllata tranquillamente da persone, imprenditori che hanno origine in Israele, quindi è estremamente difficile trovare una combinazione che sia finanziaria, geografica, religiosa, condivisa tra tutti questi attori. Io non posso aggiungere nient'altro perché non mi considero un esperto, se non un appassionato lettore, però la vedo estremamente difficile questa situazione. Certo. Mi pare che proprio in questi giorni ci sia stata una situazione abbastanza complessa con il Qatar, che molti stati della zona hanno isolato da un giorno all'altro i rapporti con il Qatar, che ho letto che è forse lo stato più ricco, in cui appunto ci sono i maggiori giacimenti petroliferi, e che è proprietario di mezzo mondo il Qatar. A Milano ad esempio tutta la zona dei nuovi grattacieli e crediti di società qatariote anche, e quindi c'è questa ulteriore novità di questi giorni che penso che complicherà ulteriormente la situazione geopolitica in tutta quell'area. Certo, Cavallari, c'è un passaggio anche di Donald Trump, che evidentemente ha stretto un forte accordo con tutti gli Emirati Arabi sia per la fornitura di armi che di petrolio, hanno fatto una convenzione dell'escludendum, hanno pacificamente escluso il Qatar, ritenuto praticamente la sede del terrorismo, comunque una delle fonti principali di finanziamento del terrorismo, e oggi il Qatar comincia a pagare già il conto di questa situazione. Comunque certamente si inquadra nell'ambito di questa problematica, che sicuramente ha origine dalla guerra anche dei 6 giorni. Ne vede qualche collegamento? Io vedo similitudini dappertutto. L'unico commento che dico è questo: in questi mesi abbiamo assistito alla gestione Trump dell'America e del mondo, lo stiamo assistendo. Dalle mie parti si definisce un grandissimo paragnosta, e le spiego perché. Molti dicono che Trump sia convincente, e lo è, sia furbo, e lo è. Le faccio un piccolo esempio però. È andato in Medio Oriente, ha venduto 110 miliardi di armi a uno Stato che non ha neanche un esercito, no? Poi è andato dal Papa pochi giorni dopo e ha detto: ho trovato la strada, la pace e la strada del mondo. È un po' quello che hanno fatto nel Popolare di Vicenza, ci hanno detto una cosa, poi ne hanno fatto un'altra, e alla fine chi è che ci rimette? Sempre noi, no? Certo. Questi paragnosti. Professor Casani. Sì. E il denaro e la religione hanno fatto le guerre più grandi dell'umanità, parlando delle crociate, ma prima ancora la prima crociata che lo fece Costantino quando mise la croce nello scudo dei suoi soldati romani nella battaglia di Ponte Milvio. Purtroppo Dio viene preso in causa troppo spesso in maniera così cruenta e terribile. Allora, siamo arrivati al momento della pausa pubblicitaria, però torniamo subito e dopo inizieremo a parlare delle banche popolari, della Banca Popolare di Vicenza, una rapina che si poteva evitare, forse ne parleremo dopo.